L'azienda nasce dal 2011 per una sorta di scherzo, diciamo. Volevamo fare qualcosa di diverso dalle nostre attività che venivamo tutti dall'edilizia. È venuta fuori questa storia dell'agricoltura, no? Solo che non sapevamo bene dove orientarci. Allora il mio collega mi parla di questa coltivazione di zafferano che io all'epoca non conoscevo. Mi sono informato su internet, ho fatto una ricerca e il giorno dopo gli ho detto: se tuo padre ci dà un po' di bulbi, partiamo, ariamo un pezzo di terreno che ho qui ad Ardago e li buttiamo giù e vediamo come va. E allora abbiamo fatto questa cosa, siamo partiti con 4.000-4.500 bulbi e da qua adesso siamo arrivati a produrre mezzo chilo di zafferano tra le due produzioni ad Ardago e a Polcenigo. La coltivazione che c'era a Polcenigo era a uso hobbistico, diciamo, quindi il padre del mio collega lo faceva così per uso personale e lo regalava agli amici. Non aveva mai avuto l'idea di commercializzare la spezia. L'idea ci è venuta a noi vedendo che era un prodotto abbastanza ricercato e anche di nicchia e costoso, e quindi abbiamo deciso di provare a fare la commercializzazione. Per quanto riguarda la tipicità dello zafferano nella zona, diciamo che non è una cosa che è relativamente giovane, perché pensando che è stata coltivata qui dalla fine degli anni 80, insomma sono 25 anni quindi non so se si può parlare di tradizione, però se mai non si inizia non si può neanche dire che sia una tradizione. Comunque la spezia viene bene, qui nella zona pedemontana abbiamo trovato i terreni anche ideali per la coltivazione. La produzione è stata anche abbastanza incoraggiante per farci andare avanti. Abbiamo ottenuto le certificazioni che il prodotto è di prima qualità, quindi un buon prodotto al pari degli zafferani che vengono dal centro Italia, che sono considerati i migliori del mondo. Per lo zafferano non occorrono grandi superfici, in 1000 metri quadri, a seconda della dimensione dei bulbi, si potrebbero anche ricavare 700-800 grammi di prodotto. Noi qui non utilizziamo assolutamente nulla di origine sintetica, utilizziamo tutti i prodotti siconcimi che prendiamo magari letame di cavallo maturo, queste cose qua, dalle varie aziende qua nella zona. E a livello per il contrasto delle erbe cosiddette infestanti utilizziamo fare delle pacciamature, quindi utilizziamo la paglia, oppure potremo fare anche il prossimo anno la pacciamatura viva usando il trifoglio nano. Quindi è una coltivazione sicuramente a basso impatto ambientale. C'è stato un coinvolgimento anche che, a dire il vero, non ci aspettavamo, perché pensavamo di fare una cosa un po' più, diciamo, in sordina. Invece anche perché diciamo che la lavorazione di questa spezia implica un utilizzo abbastanza sostanzioso di manodopera nel momento in cui c'è la raccolta dei fiori e la successiva mondatura, e quindi è anche un momento, diciamo, di aggregazione tra le persone, perché ti ritrovi magari in casa o anche lì nel campo. È una buona occasione per socializzare, e in più anche con questa festa del paese, insomma, sì, grazie allo zafferano abbiamo dato vita anche un po' di più a questi paesini qui, che magari nei periodi così ottobre-novembre soffrono un po' dopo i turisti di agosto e dell'estate, diciamo che cadono un po' in depressione. La prospettiva per il futuro, quella più imminente, è appunto l'istituzione dell'Associazione dello Zafferano Friulano, che stiamo già provvedendo con tutto l'iter che bisogna fare, e quella di invogliare comunque altre persone a incominciare a fare questa coltivazione così particolare, cosa che è già avvenuta, perché qui ad Ardago ormai avevo iniziato io, adesso siamo già in un gruppo di 7-8 persone. Essendo una produzione di nicchia, comunque sì, il prodotto è limitato, quindi noi abbiamo il problema che
Ancora per il momento non riusciamo a coprire tutto l'arco dell'anno, essendoci solo una fioritura annuale, quindi se non teniamo il prodotto per le varie occasioni che dobbiamo fare, ma se spingessimo nella vendita queste cose qua, insomma, sarebbe a dicembre, gennaio sarebbe già finito, che va bene. Un'altra coltivazione che ha riscontrato abbastanza successo è stata quella delle nocciole. Appena vai nel bosco, le prime piante che incontri sono quelle dei nocciole. Ovviamente nel bosco non danno una produzione come quella che verrebbe fatta se fai la coltivazione, e allora abbiamo incominciato anche a sfruttare questa produzione qua, visto che in Italia, insomma, è un prodotto abbastanza ricercato. Gran parte della produzione che viene fatta qui in Italia viene assorbita da grosse multinazionali, diciamo, per la produzione di cioccolate e cose del genere. Abbiamo piantato circa 200-300 piantine di nocciole, alcune già grandi le abbiamo nella zona di coltura e nella zona di nave. È una coltivazione che potrebbe avere un buon futuro, visto che la zona comunque si presta. Noi di solito anche per lo zafferano e anche per l'aglio abbiamo sempre utilizzato terreni che erano magari stati coltivati fino a 50-60 anni fa e dopo, non dico abbandonati, ma erano stati utilizzati per fare foraggio. E zone marginali, anche perché qui nella zona pedemontana non c'è l'acqua, e quindi per fare le classiche coltivazioni di mais, soia, che comunque necessitano di un uso abbastanza forte di acqua, in questa zona qui non c'è possibilità. Quindi noi siamo andati comunque alla ricerca di piante che non avessero bisogno di essere irrigate.